I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la calcioleco dei bei dei. Oggi è venerdì 6 marzo 2026. Allora, ieri conferenza stampa con mister Federico Valente. È stata una conferenza stampa che vi dirò mi è piaciuta molto. Non credo di aver mai detto una cosa del genere qui, però mi è piaciuta perché è durata tantissimo, 23 minuti e 30 secondi. Vabbè, togliamo gli sponsor, 23 minuti. Sto guardando proprio la lunghezza del video che abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube. È stata tendente all'infinito. Mister Valente sotto 23 minuti li fa in un pre e post partita, forse avanza anche qualcosina. Ripeto, mi è piaciuta perché di solito è molto abbottolato e si capisce che limita anche le cose che trasmette tramite noi a voi, perché comunque è ovvio che noi siamo un tra virgolette mezzo di trasporto totalmente virtuale, no? Perché le parole chiaramente non si possono trasportare nemmeno sulla carta, anche se insomma quella poi si tocca, è un po' questa cosa qui. Però al di là delle figure che posso utilizzare, mi è piaciuta perché comunque ha parlato molto e ha parlato in modo non vuoto, non in modo retorico. Tante volte si parla dicendo niente, tante volte, soprattutto nelle conferenze stampa prepartita. Invece questa volta comunque mi sembra abbia abbastanza aperto il rubinetto e abbia detto anche delle cose che non gli sono state chieste, dato anche un po' fuori tema rispetto alle domande, pur esaudendo tutte le questioni che gli abbiamo sottoposto, che poi se voi andate a vedere ci sono state 1, 2, 3, 4, 5, 6 domande più un'ultima molto breve e asciutta. Quindi vuol dire che 7 minuti, 7 domande, 23 minuti, sono 4 minuti a risposta. In 4 minuti si dice una quantità di cose, si trasmettono una quantità di informazioni mostra. E invece lui secondo me ci ha lasciato sul piatto delle letture complete. Lui che è molto analitico, che tende a essere molto completo, a volte molto introverso, invece in questo caso ha spiegato da cima a fondo quello che è un po' il suo pensiero. Ieri ho fatto una battuta poi anche ai colleghi dell'ufficio stampa, ho detto: ma non vi preoccupate, oggi è uscita la percentuale puramente italiana che, come ben sappiamo, ci porta a essere molto chiacchierini, no? Ho detto: oggi è uscita quella parte lì, entro la fine dell'anno gli facciamo fare anche dei gesti molto italiani, tipo l'uovo con la mano, con le due mani anzi. Ovviamente una battuta che io credo in questo momento banalmente, anche in un semplice dialogo totalmente ininfluente, aiuta un pochino a sdrammatizzare, perché dal punto di vista sportivo è chiaro che è un momento molto complesso. I punti parlano, 6 nelle ultime 8, solo 13 in 11 gare, però ci sono squadre che stanno molto peggio. Siamo quinti per la prima volta in stagione, siamo scesi sotto il terzo posto. È chiaro che soprattutto esternamente il livello di sfiducia è più alto registrato nel corso di questa stagione, ma è giusto anche che sia così, perché il momento porta a vivere della sfiducia. Di conseguenza credo che opporre a questa cosa anche un sorriso a parte di mister Valente, ma opporre gli argomenti e dire: io sto facendo questo perché A, B, C, D, E, F, G e via andare, arrivando anche molto in là nell'alfabeto, sia stata comunicativamente una scelta giusta. Quando dico è andato anche fuori tema, mi riferisco ad esempio al passaggio in cui ha citato Voltan, parlando
giocando ad ampio raggio. Io ho scritto di Voltan, io ho scritto di Urso e nello scrivere ho proprio scriptamanent, perché 73 minuti a Urso che è rientrato l'altro giorno in pratica, e perché 0 minuti per Voltan che comunque non aveva fatto per nulla male, anzi era stato tra i migliori pur giocando solo uno spezzone sul campo del Brescia. Ci poteva stare che entrasse lui e non Furré, ad esempio, che comunque nell'ultimo periodo ho evidentemente anche tra virgolette contestato, comunque ho ritenuto non sufficienti le sue prestazioni quasi sempre, non solo le sue. Ci sono secondo me un po' di giocatori che sono veramente in un grande momento di flessione, non solo Furré, Zanellato, ok, anche altri, soprattutto i più giovani mi sembra che in questo momento stiano molto faticando a stare al livello della sufficienza, ma veramente tanto. Poi non sto dicendo tutte da condividere le spiegazioni che sono state date, non sto dicendo questa cosa qui, però secondo me ha lasciato tanti spunti. Poi per uno che è andato a leggere, è andato a rivedere il video, se non l'avete fatto ve lo consiglio, perché poi nella trascrizione non c'è il 100%, nella trascrizione c'è una buona percentuale di quello che viene detto, ma qualche sfumatura è chiaro che non si riesce a cogliere. Non è un caso che noi da veramente la notte dei tempi siamo stati i primi e per un po' anche gli unici agli articoli abbiamo abbinato da sempre anche il video, perché poi il video racchiude l'espressività, il tono di voce, racchiude le pause, racchiude il body language, ovvero racchiude l'80% della comunicazione, perché la parte non verbale è tante volte molto più importante della parte verbale. Lo insegna ogni comunicatore. Di questa è un po' la mia, se vogliamo chiamarla così, analisi rispetto alla conferenza stampa di ieri. Ci sono altri temi su Šipoš, su Mallamo, mi sembra che sia stata confermata l'informazione su di loro che comunque abbiamo dato per giorni di fila. Abbiamo dato sia qui a Diario 1912 che abbiamo dato durante le live al Blu e il Celeste di lunedì, non abbiamo saltato uno di appuntamento, anche che abbiamo scritto, fatto un pezzo, non lo chiamerei editoriale, un po' un pezzo di analisi del momento su vari temi, un'analisi non chissà quanto papiro, un'analisi abbastanza da pizzino piuttosto, perché secondo me non c'è da dire chissà cosa, ci sono da ritrovare due cose, un po' di ferocia nelle due aree e di animus pugnandi in mezzo al campo. Questa è un po' la, tra virgolette, mia ricetta, credo che sia quella perfetta per tutte le categorie e tutti i campi, belli e brutti. Quindi su Šipoš e Mallamo, per ritornare all'argomento precedente, sembra che la situazione sia quella che vi abbiamo descritto. Possono rientrare, ieri si sono allenati, bisogna vedere poi se, dato si sono allenati, mi è stato confermato anche da un ferreo tifoso bluceleste che è anche un ascoltatore, conosco da tanti anni, che ringrazio, perché erano a Rovagnate comunque c'è sempre un po' la possibilità di riuscire a sbirciare qualcosina, perché c'è comunque il bar, l'affaccio sulla strada, non così evidente l'affaccio sulla strada, però è chiaro che si vede anche da fuori. Dicevo che su entrambi c'è comunque la sensazione che ce la possono fare. Quello di ieri è stato il primo giorno di lavoro, molto importante il primo giorno di lavoro, perché quello che ti restituisce sensazioni, ti puoi anche dover fermare subito perché le cose non vanno bene, e questo comunque non è successo. Io non sto dicendo che verranno sicuramente convocati per la partita di Arzignano, il fatto che ci sia un giorno in più rispetto al periodo Brescia-Renate sicuramente dà una mano, un giorno in più, un giorno in meno, in tal senso aiuta molto, aiuta nel recupero coloro che hanno giocato, e questo è il tema sui DOMS che ha citato Mister Valente, che è un inglesismo. I DOMS sono i postumi di uno sforzo molto elevato. L'affaticamento è come quando andate in montagna,
fate una salita molto lunga, non siete allenatissimi, il primo giorno dopo la camminata bene, il secondo aia, perché tra le 48 e le 72 ore si ha il picco. Vi evito tutto un discorso su come reagisce il corpo agli sforzi, sui cicli, cosa succede nelle prime 24, 48, 72 ore, poi quando si va a calare. Però ecco, dalle 48 alle 72 ore si ha la fase più anche dolorosa, se il corpo appunto deve reagire a uno sforzo particolarmente intenso e al quale non è abituato e per il quale non è stato allenato. Chiaramente qui parliamo di giocatori professionisti che recuperano prima, il presupposto è anche questo. Speriamo su Šipoš e Mallamo. Chiaramente tutti direte beh sì, soprattutto su Šipoš è anche difficile dar torto, però secondo me Mallamo è un giocatore sottovalutato che ha delle potenzialità per lo più inespresse. Ne abbiamo visto fare anche delle partite di ottimo livello lì a galleggiare sulla tre quarti. È un giocatore molto bravo nel fluidificare la manovra, occupa bene gli spazi e trasmette la palla con una certa velocità all'esterno di competenza. Beh, è un giocatore utile tendenzialmente, però ripeto, per lo più inespresso. Ha parlato poi Mister Valente del rapporto con la società, ha parlato della possibilità di giocare con due punte, ha parlato di esperienza su crisi di questo tipo nella sua parte precedente della carriera e via dicendo. Si giocherà il 7 totalmente questa giornata, quindi domani parleremo solo di gare che non ci porteremo dietro tutto il turno, tutte le 10 partite nella giornata di domani. Nel nostro girone tra l'altro si è materializzata una cosa importante, secondo me non così tanto, non è che devo sempre farlo spaccapalle, però sinceramente non vedo tutta sta grande novità, però grande eco mediatica per Mister Gigi Fresco, che si è autoretrocesso dal ruolo di primo a quello di secondo allenatore della Virtus Verona. Ma la questione tra l'altro è che lui ha sempre parlato dei suoi vice come se fossero stati i primi allenatori. Ricordo specificatamente lo fece con Gamberini, che tra l'altro mi dicono essere molto bravo, vice di Modesto al Mantova. Non so se avete visto l'ultima partita del Mantova, io sì, c'era Buso titolare, quindi l'ho vista vedere un po' cosa combinasse Nicolò, ed era in piedi e che Modesto era stranamente squalificato, però appunto è stato in precedenza anche alla Virtus Verona. Lui ha giocato chiaramente nel Chievo e come tanti poi ha fatto anche un po' della sua base la splendida città veneta. Adesso c'è Chiecchi, che noi conosciamo bene perché è stato capitano nel Lecco con Giorgio Roselli stagione 2010-2011, la prima in seconda divisione di un purtroppo brutto e breve periodo post retrocessione dalla prima, 9-10 retrocessi, 10-11 campionato non positivo, 11-12 nuova retrocessione, tra l'altro proprio a Mantova. Ecco, Chiecchi fu capitano in quell'annata, poi se non sbaglio si trasferì alla Pro Patria, comunque proseguì altrove la carriera e è stato promosso capo allenatore. Ma la questione mi fa abbastanza sorridere, perché poi quello è presidente, direttore sportivo non più, quantomeno è stato allenatore, è il deus ex machina. Sì, su alcune cose ha imparato a delegare, perché ce lo confermano sempre quando andiamo a Verona. Soprattutto mi riesce difficile pensare che lui possa fare solamente il vice, ok? Quindi vedremo, alla fine tutto cambia per non cambiare, io lo vedo un po' così. Ieri si è giocato il girone C, 10 partite, tutte in super anticipo, mettiamola così. Benevento Catania 2-1. Cito questa partita perché l'ho già fatto in settimana, questione dei biglietti, una follia totale. Tra l'altro ieri, giusto 3 ore prima della partita, è uscito l'esito del ricorso presentato dalla società, che è stato respinto al TAR di Napoli, che poi si va a ricorrere sulla sede competente. Vedo un po' di risultati importanti. Benevento Catania 2-1 e più 10, quindi clamorosa anche qui la distanza tra la prima e la seconda, anche se occhio l'Arezzo, che dopo l'ultima sconfitta con la Ternana
non ha più tutto questo margine, con l'Ascoli che ha vinto al 90esimo col gol di Corazza San Benedetto. La Salernitana ha perso, quindi Cura Cosmi che non ha fatto effetto, o quantomeno non c'è un effetto immediato. Il Cosenza che con grande serenità si è portato al terzo posto, scavalcando proprio la Salernitana, e spoiler, il Cosenza non se l'è mai filato nessuno quest'anno, e invece è un'ottima squadra. Occhio anche qui per i playoff, non è la prima volta che loro fanno sto grande colpo. Chiedere al Südtirol di Zanetti per info. Foggia sconfitto, 8ª sconfitta consecutiva, in questo caso con l'Altamura, e pur avendo un punto in più del Siracusa che è stato pesantemente penalizzato, tra l'altro nuovamente deferito come il Trapani, con un -6, occhio perché oggi il Foggia sarebbe retrocesso, considerato che il Picerno ha fatto punti 1 nello specifico e a 9 lunghezze di vantaggio sui Satanelli. Per il resto tante posizioni ancora che possono cambiare. Latina di mister Gennaro Volpe ha vinto e quindi fa un passo importante fuori dalla zona play-out ed è anche in finale di Coppa. Sempre un campionato interessante anche quello del girone C. A domani. Oggi c'è il LCN warm up stamattina alle 8:30. Ci aggiorniamo domani con le probabili formazioni. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.